Fa è arrivata questa notizia urgente: un terremoto di magnitudo 7 ha scosso un'altra volta l'Indonesia, quindi alle ore 11:10, cioè proprio un'ora fa. Quindi è una notizia che è arrivata proprio adesso, quindi diciamo che è stata avvertita a centinaia di chilometri, quindi non si sanno se ci stanno danni, vittime, quindi però si temono che ci siano danni e vittime, quindi la profondità poi è stata anche poco, 10 km, quindi 7 di magnitudo e profondità di 10, quindi lascio immaginare che ragazzi davvero è successo un casino qua. Non sappiamo, diciamo, giustamente cosa sta succedendo, perché la notizia, come ripeto, è arrivata proprio adesso. Quindi un terremoto di magnitudo 7 ha scosso l'Indonesia poco fa, alle ore 11:10 italiana, mentre lì erano le 18:10 in effetti. Quindi fortissima scossa in Indonesia, nella zona di Halmahera. Il terremoto è stato, diciamo, sentito, avvertito, anzi, a centinaia di chilometri dalla Nuova Zelanda a Giappone, quindi proprio un casino, ragazzi. Questo è il quinto terremoto più potente registrato a livello mondiale negli ultimi 3 mesi, quindi un terremoto davvero fortissimo. Ripeto, non si sanno, ragazzi, se ci sono feriti, se ci sono danni. Per il momento non si sa nulla, si sa solo che questa fortissima scossa, che ha solo 10 km di profondità, quindi ragazzi è stata sentita da tutti e in tutti i lati. Quindi ancora una volta l'Indonesia è vittima di queste, purtroppo, scosse che avvengono in questa faglia che fa paura. Quindi ragazzi, in caso di aggiornamento io farò un altro aggiornamento, anche se, come dicono tanti giornali che ora hanno postato questa notizia, si temono vittime e danni. Quindi non posso dirvi per precisione, posso dire solo la scossa e la profondità, diciamo. Si temono vittime e danni a edifici, case, però ragazzi più di questo non posso dirvi perché vi direi una bugia. Quindi è arrivata proprio pochissimi minuti fa questa notizia, quindi è stata di 10 minuti fa. Quindi un'altra scossa che fa tremare l'Indonesia. Quindi non la, diciamo, questi terremoti non vogliono finire, queste placche che si scontrano in continuazione. Non so dove si arriverà, però qua è un casino proprio davvero esagerato. Quindi mi raccomando, se ci stanno qualche persona che sta in Indonesia, mi raccomando di allontanarsi dal mare, di mettersi a sicuro, perché questa scossa ha fatto davvero molti danni secondo me. Difatti Indonesia profondità 10 km, quindi è stata sicuramente molto sentita, ragazzi. Proprio pazzesca sta cosa. E poco fa, sempre in Australia, c'è stato un altro terremoto alle 7:39 e sempre di magnitudo 6,5 in Australia. Quindi proprio un casino, ragazzi. In Giappone alle 2:57 sempre di 6, però stavolta era 255 km, vabbè, questo la sapevamo già. Quindi ragazzi, davvero un casino questi terremoti. Io ho la mappa davanti, ci stanno proprio tutti da 6 in poi, 7, 6, 6, 7, non si capisce quasi nulla. Sì, sì, Alessandro, 7 magnitudo, ma la cosa principale adesso è che sono 10 km di profondità, capisci? Quindi è stata proprio sentita a centinaia di chilometri, pensa un po', non è che è stata sentita poco, ma proprio pesante.
non si sanno purtroppo, perché questo è l'ultimo aggiornamento, che è un aggiornamento di 10 minuti fa. Si temono vittime, diciamo, e danni a edifici, case, non si sa nulla. Però ragazzi, essendo una magnitudo 7 con profondità di soli 10 km, immagino che non... Sì, sì, 10 km, adesso è proprio poco. Quindi secondo me stanno ballando fortemente lì, eh. Quindi ripeto, sto cercando di vedere gli aggiornamenti ragazzi, ma non ci sta proprio in 19 minuti fa. Anzi no, no ragazzi, ecco qui, la scossa è stata ancora di più ragazzi, è di 7.3 esattamente ragazzi, non di 7. Sì, sì, dove l'ha fatto la scossa, sì, sì, sì. Sì ragazzi, allora la magnitudo adesso, questo è un aggiornamento delle 12:10, quindi giusto 30 minuti fa, è stata di 7.3. Nella provincia di Maluku ha una profondità di 10 km, quindi è ancora più forte di quello che avevo detto io. E poi sono state seguiti negli altri minuti scosse di assestamento, come dicono loro, di magnitudo 5,2, sempre nella stessa zona, la stessa profondità. Sì, sì, 7.3, adesso ho preso proprio un aggiornamento a volo, sì, sì. Ho preso proprio un aggiornamento volante, diciamo. Non si sanno i feriti, però la scossa è di 7,3. Il sisma è a 102 km a nord-est di Laivui, nella provincia di Maluku. Quindi in effetti è abitabile, ci sono le persone lì, stanno le case, sì, non è in mare. Il sisma è stato registrato alle ore 11:43 ora italiana. Quindi ragazzi, non sappiamo se ci sono feriti, non sappiamo cosa è successo. Ripeto, non è di... Ciao Amelia, non è di 7 ma di 7,3 e ha solo 10 km di profondità. La preoccupazione è proprio questa, la profondità, che è pochissima. Cioè 10 km è poco. Cioè hanno ballato ragazzi, in poche parole lì, credo. Quindi 7,3 a 10 km di profondità ragazzi, non dico che potrebbe essere come lo chiamiamo noi il big one, ma quasi, ci poteva stare quasi. Se era di 8 con una profondità di 10, potevamo dire anche che faceva parte della categoria dei famosi big one, come si dice in America, il grande terremoto. Quindi è stata una scossa molto molto pesante, perlomeno speriamo che non ci siano persone o cose che si sono rotte, anche se la speranza non credo tanto, che spero che la parte dove è stata colpita non è abitabile, anche se so che lì abitano delle persone, quindi spero che non stavano a casa, non stavano in mezzo, diciamo, a lavorare, quindi stavano nelle terre, perché lì vanno comunque agricoltori di pesca, quindi spero che non stavano nelle case, stavano semmai all'aperto a lavorare la terra, a fare altro, quindi può darsi che non ci siano feriti o d'altro, quindi meno male che non è capitato in mare, perché ragazzi, se no qua la tsunami non si sa, media, non lo dicono, perché ripeto, è una cosa proprio di pochissimo, è accaduta alle 11:10 e le prime notizie sono solo queste qua. È arrivata mo una notizia a volo che invece di 7 è 7.3, quindi è stato più violento di quello che avevo scritto io. Hanno riaggiornato, diciamo, la magnitudo, è di 7.3, quindi non più di 7 ma di 7.3, però la profondità è 10 km, quindi si è sentito benissimamente a oltre 100 km, pensa un po', quindi lascio immaginare
dove era più vicino, che cosa ha combinato. Mo speriamo che non ci sia nulla davvero, che già i guai sono troppi, quindi anche questo guaio non ci vuole proprio, anche perché l'Indonesia, parliamoci chiaro, è proprio ultimamente, negli ultimi anni, è proprio devastata da tutte e da tutti, tra tsunami, terremoti, non si capisce davvero nulla, sta gente davvero è un peccato, proprio a livello che davvero non sanno che cosa fare. Ragazzi, ci sentiamo più tardi, vi faccio un aggiornamento sicuramente al 100%. Ora solo queste due, diciamo, notizie sono arrivate qua in Italia. Ora provo a girare sui siti, diciamo quelli là proprio americani, indonesiani, vado da quelle parti a vedere se riesco a sapere qualcosa di più. Perché quelli italiani più del magnitudo e del cosa non dicono nulla. Quindi mi vado a informare sui siti esteri. Ci sentiamo più tardi ragazzi per un aggiornamento su questo terribile terremoto. Ciao a tutti e ci sentiamo dopo.